Siamo con l'Antuono dopo la sconfitta del suo Parma per 3-1 contro il Cesena. Mister, una partita compromessa in avvio, doppio svantaggio, dopo la sua squadra non è più riuscita a recuperare, nonostante abbia attaccato continuamente anche nel secondo tempo. C'è stato un approccio sbagliato sicuramente alla partita perché abbiamo preso 2 gol evitabili subito nei primi minuti, addirittura il primo dopo pochi secondi, quindi questo dimostra che forse il Cesena è entrata con più determinazione, con più fame nei confronti della partita. Dopo siamo riusciti anche a riaprirla con il rigore di Ambrosi e dopo un altro errore purtroppo ci ha fatto prendere il terzo gol, nonostante poi la squadra abbia attaccato veramente per tutti i 90 minuti, abbia creato tante occasioni da rete, è stato bravo il Cesena a difendersi allo stremo proprio delle forze, quindi voglio fare anche i complimenti a Cesena perché sta facendo un campionato straordinario e bisogna riconoscere anche il valore degli avversari. Il Cesena con quelli di oggi è arrivato a 40 punti e con una squadra comunque giovane, ben messa in campo, quadrata, sta facendo veramente bene, quindi onore anche agli avversari. Avete attaccato, come dicevo prima, per gran parte della partita, ma non siete riusciti a trovare il secondo gol, quello che poteva comunque riaprire la gara. E per voi che in questo campionato avete segnato tanto, questi pochi gol segnati sia oggi sia nella scorsa giornata contro la Lazio, pensa sia un frutto di un passo indietro oppure è semplicemente mancata fortuna? No, le cose vanno fatte sicuramente un pochino meglio, vanno curati un pochino di più i dettagli. Abbiamo avuto anche qualche infortunio nelle ultime partite che sicuramente ci ha tolto un pochino di pulizia al gioco, un pochino di ordine, ma onestamente non mi attacco alle assenze, quindi quelle che vanno in campo devono sicuramente dare qualcosa in più. Dobbiamo avere maggiore lucidità nelle scelte di gioco, un po' più di precisione sotto porta, un po' di freddezza sotto porta, ma è sicuramente un lavoro che parte poi dalla testa che ti dà serenità, quindi niente. Dopo 9 vittorie consecutive sono arrivate queste 2 sconfitte, quindi adesso dobbiamo reagire velocemente a questo periodo che sicuramente non ci sta dicendo bene. Infine, mister, una domanda che esula dalla partita. In settimana è stato premiato con il prestigioso riconoscimento della panchina d'argento e volevo chiedere se l'aspettava e se ha dei ringraziamenti particolari da fare. Voglio ringraziare tutti i colleghi che mi hanno votato, ovviamente il premio è riferito alla stagione passata fatta col Cittadella e quindi ovviamente è un premio che condivido con la società, con lo staff e con le calciatrici del Cittadella ed è sicuramente un onore ricevere un premio così bello dal settore tecnico, ma diciamo che ormai è acqua passata, fa parte già di quella che è la mia storia, ma adesso bisogna guardare al futuro verso nuovi obiettivi. Grazie, mister. Arrivederci. Siamo con Lencon, allenatore del Cesena, dopo la vittoria delle sue ragazze per 3-1 sul Parma. Mister, una grandissima vittoria in un derby, in uno scontro diretto, quindi una vittoria che assume un valore ancora più rilevante e parte tutto dall'approccio. Dopo pochi minuti vi siete ritrovati sul 2-0, poi è stata una gara di gestione, ha accorciato le distanze prima al Parma, poi siete tornati sul 3-1 e nel secondo tempo l'avete gestita molto bene. Sì, io non ricordo occasioni, a parte il secondo tempo sul finale, occasioni veramente pericolose, il Parma ne ha avute 2. Il primo tempo secondo me abbiamo fatto una grandissima partita, è stato l'episodio del rigore, però insomma giocavamo contro una squadra che ha uno dei migliori attacchi del campionato e l'abbiamo limitata in tutto e per tutto. Io cosa devo dire a queste ragazze? Devo dire che stanno facendo qualcosa di straordinario, ci siamo detti che volevamo migliorare il percorso dell'andata, che non è assolutamente semplice visto che abbiamo fatto tantissimi punti, ma per migliorarlo dovevamo fare punti col Parma, quindi oggi ci portiamo a casa questo risultato che è di grandissimo prestigio perché giocavamo contro una grandissima squadra, ottimamente allenata, e peraltro faccio i complimenti all'allenatore Colantuono che questa settimana ha vinto la panchina d'argento per la scorsa stagione. E cosa devo dire? Dobbiamo continuare con questa mentalità perché l'approccio viene da grande dedizione al lavoro, grande mentalità. E già la seconda volta di fila che ci capita, perché anche a Verona abbiamo fatto un approccio del genere, la squadra in questo momento sta bene, in fiducia, dobbiamo continuare così e battere il ferro finché è caldo e cercare di portare più grano in cascina fino alla fine. E anche oggi ha dimostrato di avere una certa dinamicità anche nelle scelte,
e ha impiegato Mac in mezzo al campo. Ci può spiegare questa decisione? Beh, Mac è una giocatrice importante, è arrivata nel mercato di gennaio. Ho scelto Mac perché avevo bisogno di fisicità oggi, quindi essendo il Parma una squadra molto fisica, ho cercato di avere un po' più di fisicità in mezzo al campo e credo che Karen abbia fatto una partita veramente, veramente notevole, e nonostante non avesse i 90 minuti da parecchio tempo, ma ha fatto una partita di sacrificio, di grande concentrazione. E questo è quello che ci deve essere, cioè tutte possono essere chiamate in causa a dare il loro contributo. L'hanno dimostrato in tutte le partite, io voglio questo da tutte loro, siamo un gruppo unito, unico, e quindi quando tocca a loro devono farsi trovare pronte. Finché funziona così vuol dire che arriveranno anche i risultati. Grazie mille mister. Grazie a te. Siamo con Groff, difensore del Cesena. Chiara, una bella vittoria contro il Parma in un derby, in uno scontro diretto, una vittoria che vi dà fiducia e che vi lancia verso le zone nobili della classifica. Cosa ne pensi? Sì, vabbè, è inutile negare che vincere contro le grandi ti dà forza, ti dà morale, ti dà ancora più voglia di lottare, vincere, di sudare tutti gli allenamenti. Però ci siamo sempre detti che anno dopo, cioè partita dopo partita siamo lì ad aggiungere un tassello a quello che stiamo facendo. È inutile fare il passo più lungo della gamba, quindi un passetto alla volta, ogni partita cerchiamo di aggiungere qualcosa. Anche oggi è una prestazione difensiva di livello, siete riusciti ad arginare gli attacchi del Parma, sempre più costanti, soprattutto nel secondo tempo. Un'intesa che immagino che si costruisca giorno dopo giorno in allenamento, però comunque inizia a dare i suoi frutti. Sì, si costruisce in allenamento, ma anche fuori, si costruisce in tutti gli ambiti della nostra vita da calciatrici. Siamo contenti perché stiamo facendo bene, arriviamo da due partite senza subire reti. Oggi ci dispiace per quel gol subito comunque su rigore. È vero che comunque nel secondo tempo abbiamo subito molto di più, insomma ci siamo abbassati con il baricentro, quindi abbiamo subito un po' di più la loro pressione alta. Però sì, l'obiettivo di reparto mio è sempre stato quello di subire il meno reti possibile in una stagione, e è questo che stiamo raggiungendo, quindi sono contentissima. Grazie mille.